Nessun avallo a un'opera di dubbia sostenibilità economica. Il ministro pentastellato Danilo Toninelli innesca un nuovo scontro con la Lega sulla Pedemontana Veneta. La Lega insorge sulla questione, un'opera strategica, dicono i parlamentari veneti del Carroccio. Il governatore Zaia dice: noi l'abbiamo salvata, ora non diventi un'agonia. Problemi logistici legati al volume di persone attese, la Lega costretta a cambiare sede alla festa veneta del Carroccio prevista per il 21 e 22 ottobre, l'appuntamento rinviato a data da destinarsi. 5 clandestini scendono dal rimorchio di un camion e scappano attraverso i campi a Carano San Marco, avevano viaggiato seguendo la rotta balcanica dei migranti fino alla Marca. È stato espulso il marocchino responsabile della violenta aggressione lo scorso marzo ai titolari di un pub a San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto. Villa Bolasco ha il parco pubblico più bello d'Italia, la proclamazione oggi nelle sale della villa di proprietà dell'Università di Padova, la presenza del magnifico rettore. Creare sempre più spazi nei quali le mamme possano allattare i loro figli al di fuori delle mura domestiche, il progetto Baby Pit Stop trova ora un alleato nelle campionesse trevigiane del rugby femminile. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano c'è di nuovo la Pedemontana Veneta. Quando sembrava ormai che non ci fossero più intoppi, ecco il nuovo scontro che si instaura, che viene scaturito dalla dichiarazione di oggi del ministro pentastellato Danilo Toninelli, che dice: nessun avallo a un'opera di dubbia sostenibilità economica, quindi uno scontro nuovo con la Lega sulla questione della Pedemontana, ed è uno scontro evidentemente destinato a diventare, o che potrebbe diventare, anche uno scontro di governo. Sentiamo. L'opera non è stata avvallata dal Ministero né tantomeno dal Governo. Jacopo Berti è lapidario, nessun via libera del Governo alla Pedemontana Veneta, anzi la sostenibilità economica della superstrada è più che dubbia. Il consigliere regionale pentastellato ha incontrato a Roma il ministro Toninelli e la nota del titolare delle infrastrutture ha appena smentito quanto in Veneto era stato accolto come un semaforo verde all'opera. Almeno così era stata interpretata l'esclusione nel DEF della Pedemontana dall'elenco delle opere che saranno sottoposte all'analisi costi-benefici. Nessun avvallo ad un'opera di quantomeno dubbia sostenibilità, scrive il ministro, sottolineando che l'elenco contenuto nella legge di bilancio non è esaustivo. Toninelli esterna pesanti perplessità sulla Pedemontana, annunciando che il ministero approfondirà con attenzione le richieste di chiarimenti per la parte di propria competenza, ma al tempo stesso aspetti le controdeduzioni della Regione Veneto. Siamo stati al Ministero e il Ministero ci ha confermato che le perplessità sollevate dalla Corte dei Conti in merito all'insostenibilità economica dell'opera, cioè al rischio di un danno enorme per le nostre tasche, per le tasche dei cittadini e per i guadagni esorbitanti che non stanno né in cielo né in terra, che avrà il costruttore e che saranno garantiti dalla Regione Veneto, come vuole il governatore Zaia, in maniera, a nostro modo di vedere, folle. E il Ministero adesso andrà a fondo sulla questione assieme alla Corte dei Conti, proprio per riuscire a capire come è possibile che siamo arrivati a questo punto. Una presa di posizione, quella del Ministero, in risposta alla rivolta della base pentastellata veneta per quello che sembrava un ok ad un'operazione, quella appunto della Pedemontana Veneta portata avanti dalla Regione, alla quale il Movimento 5 Stelle in Veneto si è sempre strenuamente opposto. Se passa questa superstrada, il Movimento Veneto è finito, è il pensiero che nelle ultime ore è maggiormente circolato nelle chat e nei meet-up grillini, da cui l'evidente necessità da parte del ministro di chiarire la posizione sull'opera, posizione che nel delicatissimo equilibrio delle concessioni reciproche rischia di diventare motivo di scontro e non da poco con l'alleato di governo, la Lega, già impegnata a far digerire all'elettorato veneto provvedimenti non sempre graditi dal Carroccio come il reddito di cittadinanza. E la Lega ovviamente replica e insorge sulla questione pedemontana. Stretto giro di posta, arriva le dichiarazioni chiare dei parlamentari veneti del Carroccio che dicono è un'opera strategica che deve andare avanti, e ovviamente c'è la replica del governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamo.
5 Stelle Lega, la Pedemontana diventa in Veneto nuovo motivo di scontro e alle precisazioni del ministro pentastellato alle infrastrutture replica il governatore Zaia. Se poi il DEF è un documento così buttato lì tanto per scriverlo che poi va tutto cambiato, ne prendiamo atto. Pensavo che l'approvazione fatta in Consiglio dei Ministri fosse definitiva e non fosse oggetto di ulteriori emendamenti, ma se è così, siccome tutto è cambiabile, vorrà dire che all'interno della maggioranza ci sarà un confronto anche sulla Pedemontana. E Zaia rinvia al mittente le perplessità sulla sostenibilità economica dell'opera. Sulla Pedemontana, guardate, noi abbiamo osservato un'opera che è la più grande opera oggi in cantiere in Italia, sono 2 miliardi 258 milioni di opere, 94 km e mezzo, 36 comuni e 14 caselli. Questa è un'opera strategica, l'abbiamo salvata coinvolgendo l'autorità nazionale anticorruzione, la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato, al punto tale che il commissario dal 1° gennaio 2017 della Pedemontana Veneta non è il mio vicino di casa o qualche mio amico, ma è il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini, che vive a Roma. Detto questo, se qualcuno vuole controllare, se il Ministro ci ripensa, io l'ho sempre detto, porte aperte, noi non abbiamo segreti, l'importante non diventi un'agonia. Opera strategica e fondamentale, ribadiscono i parlamentari veneti del Carroccio. La Lega da sempre sostiene l'importanza di questa infrastruttura per la quale sono stati trovati finanziamenti e sono stati avviati i cantieri, scrivono in una nota i parlamentari. Ironico il commento di Nicola Finco, capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale. Se il ministro Toninelli conosce la Pedemontana Veneta come conosce il tunnel di base del Brennero, possiamo dormire sicuramente dei sonni tranquilli. Chiedo solamente al ministro di informarsi, di leggersi le carte prima di fare degli interventi. Io capisco che i 5 Stelle si confrontino nei blog, si confrontino al loro interno, ma devono uscire dai blog, confrontarsi con la realtà locale, con le istituzioni, con gli enti locali, con le categorie economiche. Ancora il rapporto Veneto-Roma e Veneto e Governo, o meglio Parlamento, parliamo però stavolta dell'autonomia e della indicazione delle Camere al Governo perché si proceda velocemente per completare l'iter per arrivare alla approvazione finale. Il Governo deve dare l'autonomia al Veneto. L'ordine, se così si può dire, arriva al Premier Conte direttamente dalla Camera e dal Senato, dove è stata approvata una risoluzione della maggioranza Lega Movimento 5 Stelle. Il tutto all'interno del documento di economia e finanza che comprende le scelte complessive del governo giallo-verde che vanno dal reddito di cittadinanza alla flat tax, dalla pace fiscale ad appunto l'autonomia delle regioni che l'hanno richiesta. Nel DEF, nel documento appunto presentato, si parla chiaramente dell'autonomia e di dare l'autonomia al Veneto. E questo penso che sia un punto fondamentale. Per quanto riguarda il nostro progetto, noi siamo pronti, non abbiamo null'altro da scrivere sulla bozza d'intesa, per noi va già bene così come è scritta. Il ministro Stefani, che si è dimostrato un ministro efficientissimo per l'autonomia, adesso dovrà portarla in Consiglio dei Ministri e portarne a casa un'approvazione e dopodiché dall'approvazione si passa direttamente alla firma con il Presidente del Consiglio e l'invio alle Camere per la votazione. Un documento di economia e finanza che ha avuto il voto contrario anche di parlamentari veneti che pur approvando l'autonomia della nostra regione hanno criticato l'assenza di ogni riferimento economico per la stessa. Ieri ho fatto un intervento in aula, visto che faccio parte della Commissione Finanza, dove ho detto che non c'è nemmeno un euro per quanto riguarda l'autonomia. Io mi aspettavo che sul DEF ci fosse stato qualcosa. Hanno detto che garantiscono, ma bisognano i soldi, non garantire. Insieme a me devono fare massa critica per portare a casa l'autonomia finanziaria per il Veneto, se no abbiamo preso in giro i veneti. Che sia comunque una pagina nuova per l'Italia lo conferma l'attenzione di altre regioni come la Toscana, che ha chiesto al governo di procedere con una trattativa estesa a tutti i territori. E se Rossi della Toscana vuole l'autonomia non fa altro che chiederla. Ricordo che il Veneto non è che si è svegliato un anno fa, il Veneto aveva già presentato nel 2007 una richiesta e ricordo sempre al Presidente Rossi che la possibilità di chiedere l'autonomia in base all'articolo 116, comma terzo della Costituzione, quello delle 23 materie, ecco la data dalla quale è possibile farlo è del 2001, cioè il Presidente Rossi e la Toscana hanno avuto esattamente 17 anni a disposizione per fare la richiesta, se ancora non l'hanno fatta la facciano. E era proprio legato alla data anche dell'anniversario del referendum del 22 ottobre, la festa veneta del Carroccio, di cui abbiamo parlato soltanto qualche giorno fa, che era fissata per il 21 e 22 ottobre all'ex Pagnossin. Soltanto che nella giornata di oggi è arrivato la doccia fredda con il rinvio
adatta da destinarsi peraltro della festa. Alla base, all'origine del problema per il Carroccio, problemi di logistica legati proprio alla sede dell'ex Pagnosin, che era stata scelta per questa festa, che doveva prevedere anche l'arrivo ovviamente del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Troppe evidentemente il volume di persone attese per la struttura, per garantire evidentemente la sicurezza. Il problema è che appunto in questo momento è difficile trovare a una settimana di distanza un sostituto valido, per cui la festa è stata rinviata a data da destinarsi. Adesso la cronaca, apriamo la pagina parlando di clandestini che si sono nascosti nel rimorchio di un camion, sono scappati poi attraverso i campi quando sono stati scoperti. È successo nella serata di ieri a Cairano di San Marco, si trattava di 5 giovani di colore, a quanto i testimoni hanno potuto vedere, 3 uomini, una donna e un ragazzino, forse di circa 12 anni, che si erano nascosti all'interno di un cassone di un camion che era diretto in un'azienda, e quando era il momento del carico e scarico sono fuggiti attraverso i campi e quindi hanno fatto perdere le loro tracce, e le operazioni ovviamente dei carabinieri per rintracciare questi 5 giovani che evidentemente avevano seguito la rotta balcanica dei migranti, quindi via terra, le operazioni non hanno dato alcun esito. Ha dato esito invece l'indagine che aveva individuato l'autore della violenta aggressione, rapina aggressione a una coppia di gestori di un pub a Vittorio Veneto, a San Giacomo di Veglia. L'avevamo raccontato nel marzo scorso, marito e moglie picchiati, la donna anche con una ciocca di capelli strappata dalla violenza del malvivente. Ebbene, quell'uomo è stato espulso. Questi sono i miei capelli che praticamente ho, non so se si vede, qua 2 punti. Invece io per staccare lei mi sono preso, per rivincolare nella confusione, mi sono preso un pugno nell'occhio e un calcio nella schiena. Nelle parole dei titolari del River Pub di San Giacomo di Veglia, tutto l'orrore per la violenza subita la sera del 28 marzo scorso, quando vennero aggrediti nel loro locale da un marocchino ubriaco al quale si erano rifiutati di dare da bere. Un soggetto violento, noto alle forze dell'ordine, condannato nel 2017 per lesioni personali, minaccia e resistenza pubblico ufficiale, e che ora finalmente è stato espulso dall'Italia in quanto persona socialmente pericolosa. Entrato nel nostro paese nel 2007 per motivi di lavoro, era poi rimasto privo di occupazione, ma era riuscito a riottenere il permesso di soggiorno nel 2016 in quanto convivente con il fratello, che nel frattempo aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Ieri sera, dopo la notifica del decreto prefettizio d'espulsione in quanto persona pericolosa, il marocchino di 36 anni è stato accompagnato alla frontiera dagli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso ed espulso dall'Italia. Un altro cittadino marocchino di 50enne e un'accusa pesantissima in un processo a suo carico a Treviso. I fatti terribili si sarebbero verificati nel gennaio del 2015. Un papà che si trasforma in orco, la sua vittima è la figlia di appena 11 anni. Ieri a Treviso si è aperto il processo a carico di un 50enne accusato di violenza sessuale per aver toccato più volte la ragazzina nelle parti intime. Le indagini della procura si sono concentrate sul padre dopo che la figlia aveva iniziato a dare segnali di malessere. Alle tante domande della mamma, che si era accorta che qualcosa non andava in quella bambina, l'11enne ha iniziato a raccontare cosa succedeva quando andava nel letto con il papà. La procura dunque ha aperto un'inchiesta e dopo una serie di approfonditi accertamenti ha ritenuto di chiedere il processo a carico del padre. In particolare la ragazzina è stata ascoltata in sede di incidente probatorio in un ambiente protetto e in questa occasione avrebbe confermato le accuse confessate alla madre. Il 50enne ha sempre respinto tutte le accuse, convinto di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. Torniamo in città adesso per parlare dei blocchi anti-smog con le perplessità forti da parte dell'Automobile Club di Treviso proprio sulle misure restrittive e sui disagi che questi comportano. Automobile Club che poi ha dato anche nuovi dati sulla incidentalità nella Marca.
Dal 1° ottobre sono entrate in vigore sul territorio del comune di Treviso le limitazioni al traffico in caso di superamento del livello di PM10. Le misure anti-smog sono in parte condivise dall'Automobile Club Italiano e da molti automobilisti, anche se per ACI la misura risulta eccessiva e di difficile comprensione quando si parla in particolare del blocco dei veicoli omologati Euro 4, tecnologicamente già avanzati e con pochi anni di vita. E parliamo di veicoli che hanno meno di 10 anni di vita, quindi diventa effettivamente un problema. Se uno è in possesso di questo veicolo volesse vendere, l'usato viene deprezzato perché con queste limitazioni alla circolazione del traffico viene svalutato quel tipo di veicolo con quelle caratteristiche. Per ACI inoltre esiste un problema di accessibilità, occorrono nuove soluzioni e valide alternative, cominciando dal miglioramento del trasporto pubblico, senza poi tener conto che l'inquinamento delle auto è il minore dei mali. Anche dalla circolazione dei veicoli, ma rispetto al riscaldamento degli edifici e alla produzione industriale è minimale il problema della circolazione stradale, quello sì. Meno incidenti e meno morti sulle strade della Marca. La buona notizia emerge dall'analisi elaborata dall'ACI Istat di Treviso. Nel 2017 nel Trevigiano si sono verificati 2.270 sinistri stradali, lo 0,7% in meno dell'anno precedente. I feriti sono in aumento dello 0,2, ovvero 3.239 persone. Fortunatamente però solo 52 soggetti hanno riportato conseguenze letali, con un calo del 18,8% che porta Treviso al secondo posto dopo Padova per indice di mortalità su scala regionale. A rimanere sull'asfalto sono soprattutto guidatori sopra i 65 anni. Tra le vittime gli uomini sono in maggioranza rispetto alle donne. Di un 7,8% a livello nazionale di anziani dai 75 ai 79 anni. A livello provinciale lo stesso problema dai 65 anni in su, ed è il motivo per il quale ci stiamo concentrando anche sugli anziani sotto il profilo dell'educazione e della sicurezza stradale. Ed ora a Castelfranco, oggi la città ha vissuto un momento importante quando il parco di Villa Bolasco ha ricevuto un premio molto importante. L'annuncio era arrivato già in piena estate e oggi c'è stata la proclamazione ufficiale. Il parco di Villa Bolasco a Castelfranco è il parco pubblico più bello d'Italia, tra quelli in concorso in questo 2018. A decretarlo una giuria di tutto rispetto fatta all'interno del network che raggruppa gran parte dei parchi dal nord al sud Italia per un premio giunto alla 16ª edizione. Un riconoscimento al territorio ma anche all'Università di Padova, che ha avuto in dono questo gioiello tra natura e arte nel 1984, alla morte della vedova dell'ex sindaco e nobile Vittorio Rinaldi, ultimo anello di un intreccio di famiglie che vanno dai Corner, che la commissionarono su terreni dei Tempesta e dei Morosini, passando per i Revedine fino ai Bolasco. Vedere riconosciuto che il nostro impegno nel valorizzare questo posto lo porta anche a essere il parco più bello d'Italia è una grandissima soddisfazione. Un parco che ha anche un'aula didattica a cielo aperto per le facoltà di riferimento. Il parco è un posto vivo, è un posto di grande bellezza, ma di bellezza data da alberi monumentali, da uno splendore di botanica viva. Ecco, imparare a conoscerla, gestirla, farla crescere, guardarla è estremamente formativo. I ragazzi che si formano in queste discipline vengono qui a imparare a gestire un grande parco. Visitabile su prenotazione è un esempio di architettura verde, preso ad esempio anche dallo zar Pietro il Grande per i suoi palazzi in Russia, su suggerimento del suo ambasciatore presso la Serenissima. Per questo, seppur distante dagli Atenei in riva al Bacchiglione, il Parco Castellano di Villa Bolasco è da oggi l'immagine dell'Università di Padova. L'abbiamo già fatto diventare, lo sarà sempre più, un posto vetrina dell'università, un posto nel quale ospitiamo corsi estivi per studenti internazionali e studiosi internazionali che vengono a fare scienza ma anche conoscere l'Italia nella sua bellezza. In questo modo portano il nome dell'università del nostro territorio nel mondo. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso per parlare di agricoltura e nuove opportunità di lavoro con un nuovo settore, un settore in crescita, quello delle piccole produzioni locali. Non hai un lavoro o la crisi te l'ha fatto perdere e nel contempo hai disponibilità di un piccolo appezzamento di terreno magari ereditato e al momento inutilizzato?
La nuova opportunità lavorativa si chiama piccola produzione locale. È un'opportunità perché applicando il concetto della semplificazione amministrativa, la sburocratizzazione a tutto campo, abbiamo dato la possibilità ai piccoli produttori di trasformare i loro prodotti, di poterli vendere in sicurezza, di poterli dare al consumatore finale, ma non solo, ma di poterli anche cedere, vendere alla ristorazione per offrire al cliente, a chi arriva sul nostro territorio, di trovare i prodotti della nostra storia, della nostra tipicità. Quindi pochissima burocrazia e in particolare pochi investimenti per le certificazioni sanitarie. L'innovazione che vede la marca capofila di questa nuova formula imprenditoriale arriva dall'ULSS 2 e coniuga tecnologia con semplificazione. Il percorso è quello di semplificare il lavoro del produttore, che deve concentrarsi sulla produzione e quindi sull'esito poi del prodotto, che deve essere buono sicuramente ma anche sicuro, e il ruolo nostro è quello di accompagnare il produttore proprio in questo percorso, semplificando tutta quanta la parte burocratica, dando questo sostegno alla piccola produzione. È anche economicamente sostenibile? Assolutamente sì, perché con sistemi semplici in casa, con una piccola stanza, con un piccolo laboratorio, uno può trasformare in tempi diversi molti prodotti della nostra tradizione. Confetture, passate ma anche insaccati, composte, miele diventano prodotti commerciabili con l'apertura di una partita IVA agricola e 50 euro da versare all'ULSS per avere sempre la consulenza sanitaria e il controllo costante con relativa certificazione alla vendita. Una nuova opportunità che il Comune di Codognè per primo ha deciso di promuovere con la prima fiera nazionale delle piccole produzioni locali, ma anche con serate informative. A Valdobbiadene ora con un'importante inaugurazione, un sito che rinasce e cambia decisamente volto. Da queste condizioni a questa ristrutturazione. Passato e futuro dell'ex filanda Piva Valdobbiadene, che oggi ha inaugurato un nuovo stralcio della sua riqualificazione. Una vera e propria scommessa per l'imprenditore che l'ha acquistata. All'inizio veramente mi impressionava perché è talmente grande che non pensavo neanche così grande questa filanda. Ma ho cominciato un po' alla volta, siamo negli anni 2000, e è stato veramente un impegno oltre a quello che hanno le aspettative. Senti, ma chi gliel'ha fatto fare? Ma è una passione, l'attaccamento a questo territorio. Una passione costata 8 milioni di euro, che si estende per oltre 26.000 metri quadrati, con diversi edifici dell'ex cotonificio, divenuto famosissimo negli anni 60, con uno dei primi spot provocanti a base di minigonne e calze Sissi. Poi il trasferimento della produzione lungo il Piave, gli anni del degrado e dell'abbandono. Oggi al posto delle donne che lavorano i Cavalieri c'è un supermercato, la sede degli artigiani, e con l'inaugurazione di questa mattina anche una scuola per cuochi, pasticceri e giovani indirizzati al settore della ristorazione. Ma la filanda è anche l'esempio del dialogo costruttivo tra il privato e il pubblico, tant'è che la strada aperta sul complesso ora è diventata parte della nuova viabilità di Valdobbiadene. Con questo intervento si è recuperato un'area che era abbandonata e questo è un esempio per noi unico di un rapporto tra pubblico e privato efficiente, ma con soprattutto delle prospettive future molto interessanti per lo sviluppo del nostro Paese. È venerdì e quindi come ogni venerdì chiediamo al nostro esperto meteo quali sono le condizioni e quali sono le previsioni del tempo per il weekend ma anche per l'inizio della prossima settimana. Sentiamo cosa ci ha risposto. In questo fine settimana la nostra regione sarà protetta da un campo di alta pressione, per cui sia sabato sia domenica il tempo sarà bello, ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno più o meno in media con il periodo, con valori massimi attesi tra 22 e 25 gradi di giorno, mentre di sera si scenderà fino a 12-14 gradi. Il risveglio della mattina di domenica sarà un po' più fresco, infatti ci attendiamo 10-11 gradi. Per la prossima settimana l'alta pressione garantirà ancora bel tempo sulla nostra regione, quindi per altri 5, 6, 7 giorni il tempo sarà soleggiato con temperature che manterranno gli stessi valori. Buone notizie dunque sul fronte del tempo, buone notizie anche per le tante mamme che allattano e vogliono allattare e lo fanno anche fuori dalle mura domestiche, perché il progetto Baby Pit Stop di Unicef che ha anche l'avallo e la collaborazione della Regione e dell'ULSS 2 Marca Trevigiana cerca nuova rete, cerca nuovi spazi, ha trovato anche l'alleanza delle campionesse trevigiane del rugby femminile, le Red Panthers. Abbiamo pensato di dare un segnale
di accoglienza e di attenzione verso le mamme che allattano e devono cambiare il loro bambino, e abbiamo ideato questo pit stop come le auto di Formula 1 che devono fare il rifornimento. Dare alle mamme uno spazio dove poter allattare e accudire il proprio bimbo anche fuori di casa. La sensibilità su questo tema non è mai stata così attuale. Da tempo il progetto del Comitato Italiano di Unicef, cui hanno aderito la Regione Veneto e l'ULSS 2 Marca Trevigiana, cerca la possibilità di espandere la sua rete con l'aiuto di tutti, o meglio di tutte. E le Red Panthers, le campionesse plurititolate del Benetton Rugby femminile, non hanno esitato un attimo. Donne per le donne, noi siamo veramente felici di esserci messe in prima linea a portare avanti un progetto importantissimo dell'Unicef, che è quello dei Baby Pit Stop, e di diffondere questa buona abitudine di accogliere le mamme nei locali o nelle biblioteche piuttosto che nei negozi e dar loro uno spazio proprio per l'allattamento e per il cambio del bambino. Il primo risultato è il Baby Pit Stop presso lo stadio di Monigo, seguito da quelli che stanno sorgendo nelle aziende e nei locali appartenenti all'importante rete di sponsor della squadra femminile della palla ovale. E non solo, anche il Parco degli Alberi Parlanti e Teatro Sant'Anna, ai quali si stanno aggiungendo supermercati, bar, locali, esercizi vari e anche ambulatori veterinari. Abbiamo il vero senso del dare agli altri, dare degli spazi alle mamme per poter ovviamente allattare i propri figli, ed è una cosa bellissima perché in questo modo garantiamo privacy alle mamme e contemporaneamente anche la possibilità di farlo in qualsiasi luogo della città. Martedì scorso a Bruxelles è stato insignito del premio cittadino europeo del 2018 per la sua straordinaria storia di accoglienza dei migranti nella sua abitazione. Parliamo, l'avete capito, del professor Antonio Silvio Calò, che sarà ospite fra pochissimo di 2010, puntata da non perdere dunque sul tema dei migranti e dell'accoglienza. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 13 ottobre. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile ovunque. Ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno praticamente ovunque o al massimo velato. Temperature sostanzialmente invariate, con minime comprese tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione sostanzialmente immutata. Anche qui infatti dominerà il bel tempo, sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo sarà in prevalenza sgombro da nubi. Non sono previsti fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature stazionarie, minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche sulla nostra regione infatti sarà soleggiato ovunque. Il cielo sarà sereno e limpido su tutti i settori, salvo per innocue velature. Non sono previste piogge. Temperature stazionarie ma molto miti, con minime tra 11 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 24 e 27 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.